morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia un 54enne marocchino coinvolto in una rissa in un bar dell'Arcella ai piedi del Cavalcavia Borgomagno. Il questore di Padova, Marco Dorisi, alla luce dell'ennesimo episodio di violenza che si è consumato all'interno del locale, ha sospeso la licenza e posto i sigilli al bar che già in passato era stato chiuso altre 2 volte per episodi di violenza e frequentazioni di pregiudicati. La polizia era intervenuta il 29 giugno dopo la segnalazione di una lite tra 2 clienti nella quale aveva preso parte anche il marito della titolare del locale. La rissa era scaturita da un diverbio per l'utilizzo delle slot machine e il presunto ammanco di alcune monetine. Il 54enne marocchino durante la lite era stato spinto ed è caduto a terra sbattendo la testa violentemente contro un tavolino. Portato in ospedale, è morto lo scorso 7 luglio in seguito delle complicazioni. Le indagini della squadra mobile dopo il decesso dello straniero hanno riscontrato come il locale fosse ancora un punto di ritrovo di pregiudicati e spacciatori. Già in passato, nel 2020 e 2021, era stato chiuso per questi motivi, mentre nel 2022 i poliziotti erano intervenuti per un'aggressione dei clienti a colpi di chiavi da meccanico. Per i residenti la situazione critica è cosa nota. So che succede di frequente, ecco. Che ci sono brutte frequentazioni. Sì, insomma, sì, ma in generale nella zona, non solo in questo bar, proprio la zona in generale. Dopo la morte del 54enne durante l'ennesima rissa, il questore ha così deciso di chiudere nuovamente il locale per 90 giorni.